Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dallo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati, Catania, pronti per trasmettervi questa 21esima giornata di campionato Serie B maschile. Ad affrontarsi saranno la Arricchiggia Gupe Volley contro la Jolly Cinquefrondi. Qui con me, come sempre, al commento, a fianco a me, Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Starting six tra poco in questa bellissima struttura. L'abbiamo vista e rivista negli anni precedenti. Oltre al palazzetto, sotto anche la piscina. Il primo arbitro Giuseppe Pampalone, il secondo arbitro Gabriele Maglia. È un match importante per entrambe le squadre. La Gupe Volley, si sa, lotta per non retrocedere. La Jolly Cinquefrondi, 3 KO consecutivi, tutti e tre per 3-0, quindi è in cerca di riscatto la squadra guidata da Mister De Fina, che adesso si sta presentando in campo. Quindi titolari: Walter Vaiana, Matteo Bonati, Fabio Remo, Pasquale Arena, Emanuele Renzo, Andrea Belcastro in cabina di regia e libero Massimiliano Lopetrone. Quindi confermata la formazione di settimana scorsa. Per la Gupe Volley Catania invece il numero 2 Augugliaro, schiacciatore. Numero 4 Nicosia, centrale. Numero 11 Francesco Scuderi, centrale. Numero 13 Romano, schiacciatore. Numero 15 Riccardo Scuderi, palleggiatore. Numero 16 Calabrese, l'opposto, e il libero è De Costa con il numero 1. Ora sì che è tutto pronto per questa giornata di campionato. La Gupe Volley ha recuperato l'11ª giornata mercoledì e ha perso contro la Tonno Callipo per 3-1. Partirà la Gupe Volley al servizio con il numero 15 Riccardo Scuderi, quindi +1. Tutto pronto per lo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati. Fateci sapere ovviamente, come sempre, se ci sentite, ci vedete bene. Scuderi al servizio, riceve la Jolly con Matteo Bonati. Belcastro alzata all'indietro proprio per Matteo Bonati, che mette a segno il primo punto di questa partita. Jolly al servizio proprio con Matteo Bonati, riceve De Costa, la schiacciata di Augugliaro. Belcastro per Fabio Remo, pallonetto, ma c'è un fallo del muro della Gupe Volley e quindi Jolly avanti 2-0, primo break di questa partita.
Non sento Renato. Matteo Bonatti ancora al servizio, riceve ancora De Costa, l'attacco centrale che però si ferma sulla rete. L'attacco centrale di Nicosia. 3-0 per la Jolly Cinquefrondi di mister De Fina. Prova? Ci sono, sì. Sì. Sono arrivato. Gupe Volley invece allenata da Fabrizio Petrone. Qui non bene la ricezione di De Costa. Buona però la schiacciata di Augugliaro. Fabio Remo per la Jolly Cinquefrondi per ottenere il 4-0. E quindi ancora Jolly al servizio, ancora con Matteo Bonatti. Molto teso, un po' in difficoltà qui la Gupe. Adesso a schiacciare forte con l'opposto calabrese, ma il colpo è out. 0-5. E chiama time out subito mister Fabrizio Petrone. Vedo degli arbitri un po' più esperti in questa giornata di campionato. Quindi squadre di nuovo in campo qui allo Sporting Center. E ancora Matteo Bonatti al servizio, sempre sul libero De Costa. La costruzione al centro con Nicosia. Lopetrone in bagger, il pallonetto poi di Renzo. Stavolta il pallonetto è della Gupe. Renzo alza questo pallone, ma è una doppia. No, pallone accompagnato. Quindi primo punto per la formazione catanese, che adesso è al servizio con il numero 2 Augugliaro. Buono il suo servizio sul Lopetrone. Belcastro l'alzata, tenta di scavalcare il muro avversario. Renzo viene murato. 5-2 per la Jolly Cinquefrondi. Ancora Augugliaro quindi al servizio. Ancora buono sempre su Renzo questa volta. Renzo schiaccia forte, viene murato. C'è la copertura della Jolly che adesso attacca con Fabio Remo, ma il colpo è out. 3-5. E iniziamo con gli errori. Sì, accorcia le distanze la Gupe. Augugliaro al servizio. Continua a servire bene Renzo. Augugliaro, messo in difficoltà qui Renzo, in bagger poi di Lopetrone. Renzo in bagger, free ball, vediamo come la sfrutterà la Gupe con questo blocco. Poi il recupero della Jolly Cinquefrondi. Remo arriva ad andare di là. De Costa, poi 4. Calabrese. Sì, non passa il pallone di Calabrese. 3-6. L'anno scorso la Jolly ha giocato gli spareggi qui allo Sporting Center di Sant'Agata di Battiati. Qui male Augugliaro in ricezione. Calabrese preso in controtempo, non riesce a giocare questo pallone, quindi 3-7 per la formazione calabrese. Non l'ho detto apposta. Pasquale Arena al servizio. Sempre su Augugliaro. Calabrese stavolta schiaccia bene. C'è la copertura della Jolly. Belcastro per Vaiana.
Un po' di confusione nel campo della Gupe. Pallone recuperato. La gioca la Gupe. Non c'è il fischio dell'arbitro. Poi pallone che si insacca. 4-7. C'era qualche protesta della Gupe, ma la Jolly ha recuperato il pallone. Nicosia è il centrale al servizio per la Gupe. Tutti molto giovani nella Gupe Catania. Qua intanto riceve Max Lopetrone. Belcastro non attiva il colpo dietro. Una doppia. 5-7. Dicevo, ha un bel settore giovanile la Gupe Catania. Forse una delle squadre con l'età media più bassa in campionato, assieme alla Tondo Callipo, assieme anche alla Jolly. Riceve Matteo Bonati, Belcastro, murato qui Renzo, ma si tuffa e ottiene anche un gran recupero, ma poi pallone che va a finire nel campo della Gupe. È stato bravo il numero 13 Romano a ottenere il punto del 6-7, quindi a -1 la formazione di casa, sostenuta dai tifosi. Tamburi. Buono il servizio di Nicosia. Belcastro dietro, il pallone per Remo, la schiaccia come può e c'è l'ottimo recupero della Gupe Catania. Lopetrone, Belcastro ancora dietro per Remo, ma questo era un pallone un po' basso ed è anche una doppia. 7 pari. Errori che possono costare caro alla Jolly Cifefrondi. E quindi ancora Nicosia al servizio. Riceve Lopetrone. Bello questo servizio. Renzo chiamato in causa. Buona. Senza muro. Viene colpita la nostra cam. 7-8, passa in vantaggio la Jolly. Adesso la sistemiamo. E qui un errore della Gupe, lasciare Emanuele Renzo senza muro. Il servizio di Fabio Remo. L'attacco centrale, recupera Renzo, poi alza De Costa per Calabrese che mette a segno con un money out. Di nuovo parità tra le due squadre. Ed è proprio Calabrese pronto al servizio. Su Matteo Bonati, Belcastro cerca ancora dietro Remo, la prende il centrale Calabrese chiamato in causa, poi l'ottimo tuffo di Remo, la pipe di Matteo Bonati, la doppia del numero 15 Riccardo Scuderi. Nuovo vantaggio quindi per la formazione di De Fina. Emanuele Renzo al servizio. Jump float per lui che si ferma però sulla rete. 9 pari. Lancio corto dalla nostra prospettiva. Romano al servizio. Riceve Max Lopetrone, Belcastro, la alza forte, la schiacciata. Tutto braccio di Matteo Bonati che trova l'opposizione del numero 13, ma la palla finisce sul tetto. Romano, uno dei più bassi della Gupe, ma Vaiano intanto al servizio ed è lunghissima contro la... no, non è arrivata per un pelo. Quindi di nuovo parità tra le due squadre. Francesco Scuderi al servizio, suo solito rituale prima della battuta che mette in difficoltà anche la ricezione della Jolly. Nicosia
la combinazione per Calabrese, tocca Max Lopedrone e passa in vantaggio Gupe Volley, 11-10. Ed ancora Scuderi al servizio, sempre in quella zona di campo. Bravo qui Andrea Belcastro, salta e mette giù un ottimo pallone. 11 pari. Ed è proprio Andrea Belcastro ad andare al servizio. Pallone libero su De Costa, chiamato in causa ancora una L'opposto, volta. anche questa volta Calabrese. Renzo manda sul tetto questa forte schiacciata. E come in precedenza la Gupe ha lasciato solo Renzo, adesso la Jolly ha lasciato solo Calabrese, a tutto braccio, ottenuto il massimo. E l'altro Scuderi ad andare al servizio, Riccardo. Qui in difficoltà la ricezione della Jolly, non riesce a raccogliere Pasquale Arena. E primo break per la formazione di casa, 13-11. Ancora al servizio con Riccardo Scuderi, ma c'è il time out chiesto da mister De Fina. Un time out per parte, quindi già chiamato. Mentre noi approfittiamo per ovviamente salutare tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, in particolare Di Pasquale. Ciao Dionisio. E Luca degli Esposti. E un grande abbraccio a Luca. Fischia l'arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Coach Petrone ancora qualcosa da dire ai suoi che rientrano adesso. Quindi rientra in campo avanti di 2 la Gupe. Adesso al servizio con Scuderi. Riceve Lopedrone, Belcastro, cerca dietro Matteo Bonati che non si fa pregare e mette giù un ottimo pallone. 13-12, accorcia la Jolly. È proprio Matteo Bonati ad andare al servizio. È in la battuta di Matteo Bonati. E Jolly che trova la parità. Dobbiamo stare attenti anche ai palloni che ci arrivano qui a fondo campo. Altro servizio di Matteo Bonati, molto a fil di rete. È in il muro della Jolly, Monster Block, che permette alla formazione di mister De Fina di passare in vantaggio. Ancora Matteo Bonati al servizio. De Costa. De Costa, Scuderi per Augugliaro. La gioca la Jolly, Belcastro va da Fabio Remo, trova il pallonetto, la copertura è buona, Calabrese, è in il suo colpo. Quindi vanno a punto le due squadre. 14 pari, Augugliaro pronto al servizio. Sempre a fil di rete l'attacco centrale di Arena. Scuderi per Romano, stavolta va da Calabrese, ma è out. Cercava la parallela Calabrese, non l'ha trovata e Jolly di nuovo in vantaggio.
Servizio di Arena, De Costa, il pallonetto, un po' in difficoltà qui la Jolly, Emanuele Renzo, Monster Block di Nicosia, ed è di nuovo parità. È proprio Nicosia al servizio. Out però, lascia sfilare Matteo Bonati. Nuovo vantaggio per la formazione 5 frondese. Dottor Fabio al servizio. Corto? È una doppia? Cosa c'è? Ha fatto fallo di piede. Ah. Scuderi, Riccardo Scuderi, l'alzatore. E quindi break per la Jolly 5 Frondi, 15-17. Si è ritrovato a dover recuperare quel pallone Scuderi. Al servizio su Costa. Scuderi per Calabrese, forte, buona la difesa della Jolly. Il muro di Andrea. Di Andrea Belcastro. 15-18, salta bene qui Andrea Belcastro. Facilmente leggibile l'attacco della Gupe. Era piazzato Andrea. E si va ad un altro time out, stavolta la Jolly a +3. Quindi entrambi i time out sono stati chiamati dalla Gupe, uno solo invece dalla Jolly 5 Frondi. Squadre nuovamente in campo. Ancora Fabio Remo al servizio, sempre molto corto. Romano, out però, ma c'è il fallo del muro della Jolly. 16-18. È pronto Calabrese al servizio, apparirà dalla vostra destra. Max Lopedrone riceve Belcastro, primo tempo, Vaiana murato. C'era il muro ben piazzato della Gupe, non passa il centrale di Prizzi. 17-18, ancora Calabrese al servizio. Riceve la Jolly con Matteo Bonati, chiamato in causa poi Emanuele Renzo, ma c'è un altro Monster Block della Gupe Volley. 18 pari. E quindi si prepara ancora Giorgio Calabrese al servizio. Riceve sempre Matteo Bonati, Belcastro, la pipe in pallonetto di Bonati. Calabrese per la schiacciata forte a fondo campo. C'era lì Matteo Bonati che non è riuscito a contrastare il colpo. Formazione di casa di nuovo in vantaggio, 19-18. Terzo o quarto consecutivo di Calabrese, servizio. Riceve Lopedrone, Belcastro, duello aereo. Calabrese chiamato a causa, Monster Block della Jolly 5 Frondi Vaiana. con Walter Vaiana, 19 pari. Serviva questo block. Renzo al servizio. Cambio proprio al servizio. Esce Emanuele Renzo, entra Raffaele Zangari.
Raffaele Zangari al servizio, pallone su Augugliaro, attacco centrale di Scuderi, combinano i due Scuderi. Matteo Bonati però si ferma sul nastro e passa di nuovo in vantaggio Catania, 20-19. Siamo lì nella zona calda del set, mentre Romano è pronto al servizio. Buono il servizio, l'attacco centrale di Walter Vaiana, vincente, manda in controtempo la squadra avversaria con la punta, per con la falangetta. Muro che era ben piazzato, intanto si chiude il Pallonetto. cambio, rientra Renzo ed esce Zangari. Ed è Vaiana al servizio. Buono il suo servizio, riceve bene De Costa. Calabrese chiamato in causa ancora una volta a portare in vantaggio i suoi compagni, 21-20. Cambio in vista per la Coupe, il numero 11 il numero 9. entra il numero 9, Gabriele Cialetù. Giuliano, quindi centrale per Alzatore. Riceve Max Lopedrone, Belcastro va da Matteo Bonati, pallone che carambola nel muro avversario tra Nicosia e Scuderi, quindi di nuovo parità. Rientra il numero 11 Scuderi, che poi lascia il cambio, sì, lascia e il posto poi al libero. entra De Costa. Tanto al servizio c'è Andrea Belcastro. Romano riceve, chiamato in causa, ma c'è il monster block della Jolly. Murato Nicosia. Da Arena, giusto? Era lui? Sì, del centrale contro centrale. Questa lotta a lungolinea di Andrea Belcastro. Tocca il muro della Jolly, tocca Lopetrone, recupera la Jolly. Matteo Bonati rimanda di là. Nicosia, Augugliaro forte, bravo qui Max Lopetrone. Belcastro per Remo, sbuccia le mani del muro avversario. Calabrese in bagger ancora per Augugliaro che rimanda di là. Lopetrone, Belcastro, pallone così per Bonati, che è riuscito a rimandarlo di là. Calabrese, mani out, si chiude questo lungo scambio. Bravi da una parte e dall'altra. Di nuovo cambio di... no, entra il 7 ora Gabriele, ce l'hai tu il 7. Petrone. Esce il numero 15 Scuderi, Riccardo il palleggiatore, entra Petrone, anche lui alzatore. Giovanissimo. Sarà figlio del coach. Molto giovane. Riceve Matteo Bonati per la Jolly, Belcastro dietro proprio per Matteo Bonati. Murato, la copertura della Jolly, chiamato in causa ancora una volta Matteo Bonati, l'ottimo recupero della Coupe, ma c'è il pallone accompagnato di Nicosia. Passa in vantaggio quindi la formazione calabrese, 22-23. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Riceve la Coupe con Augugliaro, chiamato in causa Calabrese. E non ce la fa Andrea Belcastro, mi sembra che si è lanciato sulla palla dopo questa schiacciata che porta al 23 pari. Augugliaro al servizio per la Coupe. Riceve Emanuele Renzo per la Jolly, Belcastro dietro per Remo. Calabrese rimanda di là.
in bagger Lopetrone per Emanuele Renzo, out. lungolineo, però termina out, 22-24. Set point con errori Jolly. Ancora Augugliaro al servizio. Ed è time out. Sì, chiamato da mister Defina, giusto così, con la Gupe al Non set si point. trova Renzo in posto 4, Gabriele. Sì. E occhio che al servizio c'è Augugliaro, che comunque sta servendo molto molto bene. Finisce il time out, raccoglie il pallone Augugliaro, che fa il suo solito rituale prima della battuta. Ogni giocatore ha un rituale. Inizia questo set point del primo set. Maximiliano Lopetrone dietro per Renzo, per Remo. Remo. 24 Il dottore pari. annulla il primo set point, 24 pari. Ed è Amato che si prepara. Cambio al servizio, esce Arena, entra Tommaso Orecchio. Amato, Arena. Ho detto Amato, era Arena. E Tommy chiamato al servizio. Chissà se tenterà la spin, molto probabilmente sì. Vediamo. Jump. Pallone flottante per lui su De Costa. Attacco centrale di Nicosia, Centrale, messo a segno. lasciato completamente libero da Vaiana, che stava guardando la partita di Serie A probabilmente. Set point, cambio, esce il numero 4 Nicosia ed entra il numero 12 Gabriele Cialetto. Musumeci. Le ultime indicazioni di mister Petrone. Batti in 5, gli dice. Su Matteo Bonati, quindi. Vediamo tutto perfettamente da qui. Sì. Intanto ha chiesto formazione anche il capitano di casa, Francesco Scuderi. Musumeci al servizio, pallone verso 5, vediamo. Sì, zona di conflitto. 4. Tocca il muro, Musumeci copre a fondo campo. Romano, pallonetto, la tocca Vaiana, Belcastro per Remo, pallonetto anche lui, bravo qui Fabio Remo, 25 pari. Al cardiopalma, questo finale di set. Si chiude il cambio, rientra il numero 4 Nicosia al posto di Musumeci e poi Nicosia che ha lasciato il posto al libero De Costa. Tanto è Fabio Remo al servizio, Sì. con De Costa che riceve. Brutto il pallone di Petrone. Bravo. Bello quello di Calabrese. In bagger Bonati per Renzo, pallone facile per Calabrese, Petrone dietro per Calabrese, il recupero della Jolly, sì, è accompagnata, chiama l'arbitro. (26-25) con l'opposto Calabrese al servizio. Non era stata attenta la Jolly su una free ball. Non buona la ricezione. Mamma mia. Rimanda di là. L'ottima schiacciata di Renzo, che però si fa male. Ci dobbiamo scambiare. Che però si fa male Renzo. Ha appoggiato male il piede, la caviglia, quando è sceso. Ci mancava solo questa. Sì.
Ha appoggiato malissimo il piede in fase di caduta. Si sta allacciando la scarpa adesso. Forse ha colpito pure con il palo della rete. Ghiaccio spray per lui. Zoppica. Zoppica Renzo. Dai, dai. Applausi della Che non palestra. ci vuole Renzo, dai. Al dialogo i due arbitri. Giustamente non ci sono time out, quindi non c'è spray a terra. È in campo Renzo. È al servizio. Chiama formazione. Capitano sì, per della avere un Jolly po' Fabio di Remo. tempo per vedere Renzo come Sì, si sente. le indicazioni di Mr. De Pina. Tanto Dai, che se no ci dà. vediamo. Gioco che può riprendere? Sì, tende il braccio all'arbitro. Emanuele Renzo al servizio. Pallone alto, la riceve Romano, qua in difficoltà Petrone. Muro su Guardalo. Romano. Fabio Remo la alza per Matteo Bonati. Mani out. O perlomeno Calabrese stava per recuperare. 26-27. Primo time out, vabbè stasera. Primo set point per la Jolly, sempre con Renzo al servizio. Vedi, fondo batte da campo. fermo. Sì. Doppia. Petrone l'alza dietro per Calabrese, Lunga. completamente out il colpo e la Jolly vince questo primo set, rompe il digiuno Il di digiuno. set che durava da 3 Otto. partite. Anche 9. Di 7 o di 8? Da quanto 9 perché non si cambia campo. no, in accordo non si può cambiare, si può scegliere di non cambiare il campo. Esatto, si mettono d'accordo le squadre, rimangono per evitare di sanificare, si E quindi riducono di i perdere tempi tempo, sì. e ognuno rimane nella propria panchina. Non abbiamo le panchine, qualcosa si vede. Vediamo i risultati della scorsa giornata, la 20ª. La Universal Catania ha perso 3-0 contro la Raffaele Lamezia. Leto Ianni ha vinto 3-0, che novità, contro la Gupe Volley. Gupe Volley che mercoledì ha recuperato anche una partita e ha perso 3-1 contro la Tonno Callipo, la 11ª ha recuperato. Stava arrivando un pallone in faccia a Renato. La Volo Saber Palermo ha vinto 3-1 contro la Costa Dolci Papiro. Vediamo l'altra. Aquila Bronte ha vinto 3-1 contro Volley Catania. La Jolly 5 Fronti l'abbiamo seguita in diretta, ha perso 3-0 contro Partinico in casa. E la Tonno Callipo ha perso 3-0 in casa contro Volley Siracusa. Vediamo invece chi sta giocando in questa 21ª giornata. La Raffaele Lamezia ospita Aquila Bronte Catania. Partinico Palermo contro Volley Letoianni. Gupe Volley la stiamo seguendo contro la Jolly 5 Fronti. Andiamo avanti. La Volo Saber Palermo ospita la Tonno Callipo Vibo Valencia. Volley Catania contro Universal Catania, altro derby catanese. La Paomar Volley Siracusa contro la Costa Dolci Papiro Catania. Vediamo invece la classifica.
con lo scivolone della Jolly Cinquefrondi, che però ha 2 partite in meno, in 8ª posizione a 20 punti, mentre la Gupe Volley è in 11ª posizione con 13 partite disputate e solo 7 punti. Prima, come sempre, le Doianni 42 punti, Raffaele Lamezze seconda a 31, la Costa Dolci Papiro 29, segue Paomar Volley Siracusa a 24, Universal Catania a 23, in sesta posizione Aquila Bronte a 22, Volo Saber Palermo in 7ª posizione anche 22 con 14 partite disputate, e poi 9ª posizione per Partinico, 14 partite disputate e 14 punti. In zona retrocessione l'abbiamo vista Volley Catania a 10 punti, la Tonno Callipo solo a 2. È aggiornata? Mi sa di no questa classifica. Se ha vinto, quindi no, non è aggiornata, abbiamo letto quella della scorsa giornata, mi sa. Ha vinto il recupero dell'11ª, la Tonno Callipo, quindi dovrebbe essere a 5. Tanto è tutto pronto per il secondo set. Vediamo. Ritorna in cabina di regia Scuderi per la Gupe. Tanto in +1 Andrea Belcastro. Si ferma sul nastro la schiacciata di Calabrese. Sì, ma c'era anche il muro ben piazzato, sì. Quindi è il primo punto di questo secondo set della Jolly Cinquefrondi di Mister Defina. Dicevo, fatto rifiatare l'alzatore Mister Petrone nella fine del primo set. Adesso è tornato titolare Scuderi, che tocca adesso il pallone per Augugliaro. Il recupero della Jolly, riesce a far passare questo pallone Remo. C'è una prima doppia. La doppia, sì, di Scuderi. Di Francesco, in difficoltà. Francesco Scuderi, sono 2 i Scuderi in campo. Sì. In questo caso è Riccardo Scuderi, l'alzatore. Augugliaro, sì, centrale. Anche la schiacciata per Augugliaro, pallone che torna nel campo della Gupe, l'attacco centrale di Nicosia, sempre pallone nel campo della Gupe, stavolta alza De Costa per Calabrese, buono il muro della Jolly Cinquefrondi, altro recupero però della Gupe Catania. Belcastro, l'attacco centrale con Pasquale Arena. Parte bene la Jolly Cinquefrondi, 0-3 come nel primo set. Un po' di confusione nel campo della Gupe. Belcastro ancora al servizio, riceve Romano. Augugliaro chiamato in causa per la schiacciata che poi si insacca. Sì, prende il nastro e lo scavalca. Intanto il palleggiatore Scuderi Riccardo al servizio. Su Massimiliano Lopetrone che riceve bene. Matteo Bonati, bravo, passa. Buona la giocata Belcastro e Bonati. Sì, buona la ricezione. 1-4. Ed è Matteo Bonati al servizio. Il ligure Matteo Bonati al servizio. È out però. Legge bene Augugliaro. Secondo punto per i catanesi. Con Augugliaro al servizio. Su Renzo. Usata di Belcastro, tocca il muro, non ci sono i 4 tocchi. Remo però
manda out questo pallone. Hanno chiamato una doppia? Sì, volevano la doppia di Belcastro. Ma ce ne sono state tante 3, altre 4. prima nell'altro set con anche della Coupe. Sì. Palla che ha... Tanto c'è un cambio. Esce Renzo. Esce Renzo, ancora un po' zoppicante. Ed Entra Raffaele Zangari. Si mette la felpa Renzo. Buono il servizio su Raffaele Zangari, recupera Belcastro, recupera la Jolly. L'attacco centrale messo a segno da Nicosia. 4 pari. Subito preso di mira Raffaele Zangari al servizio da Augugliaro. Stiamo vedendo davvero delle belle battute di Augugliaro, che ora appare qui sulla vostra destra. Eccola, una semispin su Lopedrone. Raffaele Zangari rimette di là, tocca il muro. Il pallonetto di Remo, buona la lettura di De Costa. Pallone che finisce nel campo della Jolly, il muro. Altro pallone preso dalla Jolly. Bagher, lungo linea di Remo, altro recupero della Coupe. Tocco. Recupera Lopedrone, Belcastro, la pipe di Matteo Bonati, messo a segno. Lungo scambio tra le due squadre, 4-5. Stiamo vedendo comunque delle belle gioco. giocate da una parte e dall'altra. Con recuperi. Riceve De Costa. Romano, bravo qui a toccare il muro avversario. Sì, grande varco nel muro. Vaiana non si unisce al primo di muro, lascia un buco, la palla 5 pari fuori. Gabriele Nicosia al servizio su Matteo Bonati. Belcastro dietro per il pallonetto di Remo, ma c'è la doppia di Belcastro, quindi passa in vantaggio la formazione di casa. 6-5. Ancora Nicosia al servizio. Pallone forte su Matteo Bonati. Belcastro, l'attacco centrale vincente di Walter Vaiana. Finalmente funziona. Sì, si sono trovati perfettamente. Primo tempo ottimo della Jolly, 6 pari. Non hanno avuto tempo di piazzare il muro i ragazzi della Coupe. Remo al servizio su Costa. E c'è un'invasione del numero 16 Calabrese. E quindi passa in vantaggio la Jolly. Fabio Remo al servizio. Lunga. Out, non ci voleva. Di nuovo parità, quindi qui Sì. allo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati. Calabrese al servizio. Calabrese. Su Matteo Bonati con una mano, ma non riesce. 8-7. Chiamato pallone accompagnato dall'arbitro. Cambia posizione. Bonati riceve Belcastro all'attacco centrale con un muro a 3 piazzato della Coupe. Calabrese schiaccia forte sempre. Matteo Bonati a fondo campo, non riesce a tenere in gioco. Break Coupe. Ed è proprio Calabrese ad andare al servizio ancora per la Coupe. Pallone flottante, molto teso. Il duello aereo vinto da Romano, se non mi sbaglio. Non c'è stato 17. proprio il duello aereo perché non ci è arrivato. Andrea è andato ad alzare e non ci ha
Chiama time out mister De Pina, necessario per ristabilire un po' l'ordine, per cercare di agguantare il punteggio. Fischia il secondo arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Raccoglie il pallone De Costa, lo consegna a Calabrese. Riceve non bene Matteo Bonati qui. Belcastro prova a rimettere in gioco il pallone, non ce la fa. 11° punto della Cupe, blackout della Jolly. 11-7. Si ferma sulla rete questa volta la battuta di Calabrese. 11-8. Riceve Romano, rimanda di là Scuderi, recupero della Jolly, il bugger di Bonati, De Costa, Scuderi ancora una volta, pallone nel campo della Jolly, l'attacco centrale la prende Lopedrone, alza Zangari ma deve andare in bugger Belcastro, De Costa, Scuderi, di nuovo attacco centrale, i fratelli Scuderi. Ottimo il primo tempo, 12-8. Romano al servizio, posto 5, posto 6, zona di conflitto, vediamo, esatto. Belcastro in bugger per Matteo Bonati, costretto a smanacciare questo pallone, il pallone era un po' alto per lui, quindi 13° punto della Cupe, 13-8. Chissà, magari qualche cambio nella Jolly. Ancora niente. Romano al servizio, riceve Fabio Remo, Belcastro va da Matteo Bonati, Murato la costruisce la Jolly con Fabio Remo, buona la schiacciata, buona la risposta di De Costa, ancora una volta Scuderi rimanda di là, doppia e poi di nuovo. c'è la doppia, l'ennesima doppia, no, pallone accompagnato chiamato, ma questa accompagnata proprio c'è? Non mi pare, ne ho viste di peggio. 14-8. Cambio nella Jolly, esce Belcastro, entra Tommaso Orecchio, quindi Fabio Remo in cabina di regia. Cambia lato intanto davanti a noi Romano al servizio, quindi sicuramente cambierà anche la traiettoria della battuta. Sì, verso Zangari. Remo la alza per Orecchio. Muro Jolly, Romano in bugger, salta ma non tocca nulla. Matteo Bonati, Scuderi non è riuscito a rimandare il pallone di là. 9° punto della Jolly. 14-9. Dov'era sta doppia? Chiedono, c'era una doppia, non mi è sembrato ci fosse alcuna doppia dall'altra parte. Walter Vaiana al servizio su De Costa, così. Buono il muro di Orecchio, ancora Agugliaro, ma qui c'è la doppia chiamata dall'arbitro. L'avevano appena chiesto.
14-10. Ci dicono che c'è una nuova indicazione No. nuova indicazione della C'è un po' di federazione. La tolleranza, ora ve lo spieghiamo. Intanto il gioco che riprende con Scuderi, forte il suo primo tempo, 15° punto della Coupe. Sì, diciamo, no, che ormai da un po' di anni, no, che c'è più tolleranza sulle doppie, no? Si possono... Però l'arbitro era partito con il non chiamarle e adesso le sta chiamando tutte. Diciamo che sta cambiando metro di giudizio in corso d'opera. Scuderi intanto pronto al servizio. Buono il suo servizio su Zangari. Remo costretto al bugger. Matteo Bonati mette a segno l'11° punto. 15-11. Ed è Tommy Orecchio ad andare al servizio. Jump float per lui. Su De Costa. Rimanda ancora una volta di là. Sì. Scuderi che sta facendo solo questo. Si era visto, ma non è stato letto da Matteo Bonati, che era sotto rete. Adesso è al servizio, quindi non potrà più effettuare quel colpo lì. Servizio che si ferma sulla rete, 16-12. Matteo Bonati intanto al servizio, pronto. Mani out, tocca l'asta la palla, che rimbalza sulle mani del primo di rete, Raffaele Zangari. 17-12. Augugliaro, autore dell'ultimo punto, al servizio. Sempre buono il suo servizio. Remo la alza per Tommaso Orecchio, che fa il meglio. Calabrese, colpo out. Era in secondo l'arbitro? No, assolutamente no. No, mi sono dimenticato di farla. Abbiamo preso. Era out, poi potremo rifare un ingrandimento, ma dal nostro punto di vista fondo campo la palla era 5-10 centimetri oltre. Riceve Lobedrone. Remo, l'attacco centrale forte di Arena, ha toccato il muro avversario. Romano, il muro del Jolly 5 Frondi in combinazione Pasquale Arena e Fabio Remo. 18-13. Sempre costretta ad inseguire la formazione di De Fina. Adesso al servizio con Pasquale Arena, ma c'è il cambio. Esce Walter Vaiana, entra Antonio Melara. Posso dire una cosa? Non me ne vogliate, no? La diciamo dopo, forse. La diciamo dopo. Arena al servizio. Opla. Molto angolata. Sì. L'opposto. Calabrese, il muro della Jolly. L'ottimo recupero di Arena. La pipe di Matteo Bonati. Tocca il muro. Il pallonetto. No! C'era sulla palla Orecchio. Aveva avuto Orecchio su questo pallonetto. 19-13. Cambio per la Coupe. Come nel primo Giuliano. set rientra il numero 9 Giuliano ed esce Nicosia al servizio. Oh, Bonati qui così recupera, accompagnata, non lo so, da questa prospettiva noi non le notiamo, non so se voi da casa avete visto meglio. Ancora Giuliano al servizio, ma si ferma sulla rete. 20-14.
Rientra De Costa dopo la chiusura dei cambi, dei cambi 9. Remo al servizio così qui Augugliaro, costretto alla free ball calabrese. Remo va dall'altro lato per Raffaele Zangari, recupera la Coupé, Lo Petrone. Remo, pipe di Matteo Bonati, De Costa tiene in gioco in Bagher Scuderi. Ancora l'attacco centrale vincente di Antonio Melara, 20-15. Preso di mira, l'avevamo visto nel riscaldamento, Gabriele, che era molto carico, sì. Antonio, mentre Walter scarico, abbastanza sottotono. Questo volevo dire prima. 20-15. Di 1 per la Jolly, con Remo al servizio sul numero 13 Romano, e Romano schiaccia, ma viene murato. Bello, il monster block della Jolly con la coppia Orecchio e Melara, 20-16. Melara, secondo punto per lui sul muro. Sempre in battuta Fabio Remo. Pallone sempre lì, messa in difficoltà la Coupé. Zangari, Remo, e poi la pipe vincente di Matteo Bonati, 20-17. C'è time out chiesto da mister Petrone. Ecco, si stanno vedendo sprazzi di gioco. Mi ero girato per vedere perché ho pensato chiederà subito un time out. Infatti. E infatti è stato immediato. Si inizia a vedere una Jolly più ordinata in campo. Da 20-13 a 20-17 la Jolly ha recuperato. Sfruttiamo Melara. Concentratissimo Melara sotto rete, Renato. Fischia l'arbitro. Correremo al servizio sempre in quella zona di campo sul Romano. Attacco centrale vincente di Scuderi, 21-17. Interrompe questa serie della Jolly Francesco Scuderi. Adesso al servizio calabrese. Sì, prima ha fatto una serie positiva che ha portato al distacco la Coupé. Su Matteo Bonati, Remo dietro per Raffaele Zangari. Bravissimo qui Raffaele a toccare all'ultimo secondo in pallonetto questo pallone, tocca il muro avversario, non se l'aspettava nemmeno il muro, e pallone out, mani fuori, 21-18. Scuderi, Francesco. Raffaele Zangari al servizio, riceve sempre la difesa della Jolly, costretto al bugger Matteo Bonati. De Costa, l'attacco centrale ancora vincente, il primo tempo di Scuderi, 22-18. Romano al servizio per la Jolly, per Coupé, da posto 1. Su posto 1 indica il mister. Riceve Zangari, Remo in bugger per Matteo Bonati, forte la sua schiacciata, pallone che torna nel campo della Jolly. Tommaso Orecchio salta al momento giusto e mette giù il 19° punto. Vai Tommy. Antonio Melara al servizio, Gabriele. Buono il servizio su De Costa, chiamato in causa Calabrese, muro scomposto della Jolly, comunque la copertura a fondo è buona. Free ball lunga, Calabrese. Perché corta sempre.
Primo tempo Murato, Scuderi da Pasquale Arena, 22-20. Sono i punti che servono alla Jolly. Antonio Melara al servizio. De Costa riceve Scuderi per Agugliaro, che viene Murato, Tommaso Recchio, 22-21. A meno 1 la Jolly, 5 pronti. Prepara un cambio. Intanto riprende il gioco, out il servizio di Antonio Melara. 23-21. Non importa Antonio. Francesco Scuderi pronto al servizio. Chiama formazione il capitano Remo. Gioco che adesso può riprendere. È pronto Francesco Scuderi al servizio. Lunga su la parallela, buona la schiacciata di Bonati. Copre la Jolly. Bonati chiamato ancora una volta in causa, sono 4. Eh sì, 24-21. 3 set point a disposizione della Gupe per portarsi sull'1 pari. Tanto c'è time out di Mister De Fina, sì. Nel primo set invece la Jolly era arrivato sul 24-23, giusto? Sì. E poi la lunga maratona verso il 27-29 finale. Cioè la Cooper è arrivata sul 24-23. Fischia l'arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Ancora Francesco Scuderi al servizio. Sempre lungo linea. Max Pedrone riceve l'attacco centrale mancato di Pasquale Arena. Si chiude quindi il primo set, il secondo set 25-21 per la Gupe Volley. Tutto da rifare per la formazione di Mister De Fina. 1-1 di set qui allo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati. Mi prendo una piccola pausa, arrivo subito.
Spenta la telecamera. Abbiamo perso la cam? Sì. Cerchiamo di riprendere la cam. È arrivata una pallonata poco fa. Ce l'abbiamo. Eccola. Ok. Si è spenta per un colpo di pallone che è arrivato sulla ciabatta. Siamo di nuovo in diretta. Come sempre non è stato cambiato il campo. Jolly in campo con Melara, con Zangari e con Orecchio. Giusto così. Come fine secondo set. Sì. Abbiamo visto una squadra più solida, più organizzata in campo, con meno errori. Qui abbiamo Melara che è carico, Orecchio e Zangari sostituiscono Andrea Belcastro e l'infortunato lieve infortunio di Renzo. Gioco che riprende Scuderi al servizio. Matteo Bonati riceve per la Jolly. Remo dietro per Matteo Bonati, il monster block del Gupe Volley. 1-0 per la formazione di casa. E non c'è il replay ovviamente. Ok, ripreso. Alla prossima ce l'abbiamo. Scuderi ancora al servizio, ancora Bonati. L'attacco centrale forte di Pasquale Arena. Rimanda di là Tommaso Orecchio. Mette in difficoltà qui la Coupé. Lopetrone, Remo dietro ancora una volta per Matteo Bonati. Stavolta si va da Tommaso Orecchio. Pallonetto Calabrese. Col petto di Calabrese. Chiamato ancora una volta in causa Matteo Bonati, che stavolta ottiene il money out, 1 pari. E giustamente Remo si sta affidando molto a Matteo Bonati. Servizio su De Costa. Scuderi in bagger per Augugliaro. Ci poteva stare il tocco del muro, ci poteva stare, non è stato ravvisato dall'arbitro che era lì. 1-2. Bonati al servizio su De Costa. Chiamato ancora in causa Augugliaro, ma stavolta il pallone è completamente out. Si scusa con i suoi compagni, ma non poteva fare più di tanto perché il pallone era molto arretrato. Non sta gestendo alla grande Riccardo Scuderi. Ancora Matteo Bonati al servizio, bella traiettoria. Primo tempo, Murato, Nicosia. Saltano i giocatori della Jolly, mette a segno Calabrese, 2-3. Sì, diciamo non erano molto convinti in questi contrasti, non sono stati cattivi in questi contrasti, ma solo nel toccare leggermente la palla per rimandarla di là. Tutta la Jolly era sotto rete. Sì, tra l'altro hanno saltato sul secondo tocco, sul tocco di Scuderi, che ha fatto abbastanza male nel precedente set. Agugliaro al servizio. Su Lopetrone, Remo, l'alzata per Tommaso Orecchio, si coordina bene Romano e il muro della Jolly che smorza questo pallone, ma c'è un buco al centro del campo della Jolly. 3 pari. Non è stato pronto Matteo Bonati, è saltato in ritardo.
Agugliaro ancora al servizio per la Coupé. Spin per lui su Matteo Bonati. Come può qui la Jolly, accompagnata, chiamata dal primo arbitro. 4-3, passa in vantaggio la Coupé. È molto in difficoltà oggi Matteo Bonati, sicuramente stanco, è il più cercato. Agugliaro ancora al servizio, occhio. Out. Si abbassa Matteo Bonati, 4 pari. Pasquale Arena al servizio, a fil di rete, chiamato in causa Calabrese, smorza il muro della Jolly, ci arriva Antonio Melara a rimandare di là, ancora Calabrese chiamato in causa, ma il colpo è out. 4-5, passa in vantaggio di nuovo la formazione di Mister De Fino. Servizio di Pasquale Arena, chiamato in causa Romano, smorza il muro della Jolly, a fondo campo Matteo Bonati, si propone anche per la pipe. Romano, altro muro della Jolly, la copertura di Remo, l'alzata di Matteo Bonati, il colpo è forte, c'è il tocco. Sì, c'è il doppio tocco. Tommaso Orecchio ha messo a segno. Sì, Tommy. 4-6 break Jolly. Pasquale Arena ancora al servizio, riceve De Costa. Scuderi per Calabrese, ancora una volta smorza il muro della Jolly. C'era lì Fabio Remo, ma non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 5-6 ed è pronto al servizio Gabriele Nicosia. Riceve Raffaele Zangari, Remo all'alzata all'indietro per Tommaso Orecchio. Guarda qui che colpo! Ma da dove l'ho tirato fuori? Ragazzi, assurdo! Cinque, 7, altro break della Jolly. Riceve Romano, si propone anche per la schiacciata, che non è stata schiacciata, rimanda di là Antonio Melara. Ci arrivano dei commenti, no? Sulla nostra destra, non diciamo neanche di chi, non diciamo cosa, ci arrivano dei commenti. Tommaso Orecchio al servizio, buono il suo servizio, riceve bene Romano, si propone anche per la schiacciata! Muro! Il master block di Antonio Melara! Perfetto questo blocco! 5-9! Ma che cosa stiamo vedendo? Ottimo, guarda, abbiamo rivisto ora il replay, la ottima posizione di... Io e Renato ridiamo, continuano ad arrivarci commenti, poi non possiamo dire nulla in diretta. Poi. Comunque
stiamo vedendo l'altra faccia della Jolly, con Orecchio, con Melara in campo. Quindi la faccia laterale. La faccia laterale. Sicuramente stanno dando delle ottime risposte in campo anche Raffaele Zangari. E non dimentichiamoci di Antonio Melara, carico. Alto questo pallone, De Costa in difficoltà. Scuderi e Romano, altro blocco della Jolly. Un po' di confusione qui nella Gupe. Doppia di Melara. Sì. Che aveva toccato prima il pallone, poi non lo tocca nessuno della Gupe. Era tornato lì tra le sue mani. Ci ha provato, ma giustamente doppio tocco. 6-9. Calabrese al servizio per la Gupe su Matteo Bonati. Primo tempo di Melara. Bravo! Grande Antonio, altro bel colpo. Ottimo primo tempo Remo e Melara. 6-10. Riceve così qui Augugliaro, in difficoltà la Gupe. Romano, buono il muro della Jolly, la copertura a fondo campo di Zangari. Matteo Bonati mette a segno l'11° punto. Sei 11. Raffaele Zangari al servizio. Su Augugliaro però lascia sfilare il ragazzo della Gupe. Pallone out sotto i nostri occhi. 7-11. Non ho fatti. Romano al servizio su Zangari. Remo va da Bonati, ma c'è un'altra doppia della Jolly Cinquefrondi. 8-11. Si è visto roteare il pallone, quindi la chiamata ci può stare. Romano ancora al servizio, molto tesa su Zangari, rimanda di là Remo. La copertura, Lopetrone in bagger per Matteo Bonati, il monster block della Gupe che arriva in faccia ad Antonio Melara. Colpito Melara, affondato. 9-11, si fa sotto la Gupe a -2. Romano al servizio. Remo, è buona l'alzata per Matteo Bonati, pallone spinto in zona di conflitto tra Romano e De Costa. Antonio Melara al servizio su De Costa, l'opposto Calabrese e Murato. Muro, Matteo Bonati. 9-13. Servizio Jolly con Antonio Melara. Alto questo pallone. Questo è arrivato un aeroplanino. 10-13. Scuderi Francesco al servizio. Sempre lungo linea, Lopetrone, Remo, attacco centrale di Arena. Romano in bagger per Augugliaro, il muro di Remo. Romano ad alzare in bagger, ancora Augugliaro, c'è il tocco però. C'è il tocco della Jolly Cinquefrondi. 11-13. Era in salita il primo di muro, la palla è passata dritta. Ancora Scuderi quindi al servizio.
sempre lì Lo Petrone, Remo per Bonati a tutto braccio, tocca il muro, il pallone che rimbalza sulla rete, prende in controtempo l'alzatore Scuderi. 14° punto per la Jolly Cinquefrondi. P1 per la Jolly con Fabio Remo al servizio. Riceve Romano in bagger, Scuderi, l'attacco centrale Mura, Arena, chiamato in causa ancora una volta Matteo Bonati, che ottiene il money out. 11-15. Al servizio la Jolly con Fabio Remo. Pallone corto, ci arriva Romano, Scuderi un po' ostacolato da Romano, bravo qui Augugliaro a mettere giù questo pallone. 12-15. ed è pronto al servizio P1 per la Cupe. Scuderi al servizio. Scuderi Riccardo. C'è Matteo Bonati, Remo va da Tommaso Orecchio, pallonetto vincente. Bravo Orecchio, è stato bravo, è stato intelligente, Tommy, sì. In questa ha visto mossa. Il muro, ha visto lo spiraglio e ha toccato quanto basta. Ha proprio guardato quel punto lì e l'ha messa lì. 12-16. È stato anche un po' fortunato, il pallone rischiava di andare fuori proprio sulla linea precisa. Pronto? De Costa così, pallone basso, aeroplanino, smanaccia questo pallone Calabrese. 17° punto della Jolly Cinquefrondi, che sembra ridimensionata in campo. Blackout della Cupe Volley, stavolta però per meriti avversari, quindi Jolly che si porta a questo time out a +5. Timeout chiesto dalla Cupe di mister Petrone, Fabrizio Petrone. Cambio in vista per la Cupe, entrerà il numero 6 centrale Leonardi al posto del numero 4 Gabriele Nicosia. Cambio di centrale quindi per la Cupe. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Sempre su De Costa. Eccolo qui. Però risponde bene la Jolly, si coordina Zangari, che però si ferma sulla rete il suo attacco. 13-17. Servito subito il centrale neoentrato Leonardi. Altro cambio per la Cupe, entra il numero 12 Musumeci, che era già entrato ed esce. Sono rimasti i numeri lì fuori ancora. Strano questo cambio al servizio, Renato, perché Augugliaro le ha messe tutte in pratica, quasi tutte. Sicuramente anche per difendere di più il cambio Musumeci con Augugliaro, mentre il capitano Remo ha chiesto formazione. Riceve Zangari, Remo va dietro da Tommaso Orecchio, la prende la Cupe, pallone che torna nel campo della Jolly. Pipe di Bonati, tiene bene De Costa, chiamato in causa Romano, pallone per Bonati, dietro Remo verso Orecchio. Stavolta non riesce. È out.
a Tommy quello che ha fatto in posto 4. Sì. Ha chiuso bene lo spazio questa volta il muro avversario. Ancora Musumeci al servizio. Bello su Zangari, costretto a rincorrere Remo che cambia completamente il volta gioco. tutto braccio Tommy. Si rifà Tommaso subito. Recchio. 14-18, è stato bravo qui Fabio Remo a cambiare gioco, ad andare Una dall'altra palla- parte. Sì, con in il Bagher, con palla che ruotava e Tommy non ci ha pensato 2 volte. Sì, ha schiacciato più forte che può quel pallone. Pasquale Arena al servizio su De Costa sempre. Attacco centrale vincente di Leonardi. 15-18. Ecco, vedi, appena entrato in campo è stato già cercato 2 volte Leonardi, che adesso è al servizio per la Cupe. Lo vedete sulla vostra sinistra. Leonardi, pallone a campanile verso Bonati, chiamato in causa chi era? Orecchio? Sì, però il pallone che si è fermato. Si ferma sul nastro e da un po' che non usa tanto time out Jolly, e da un po' che Remo non serve il suo centrale. 16-18, stavolta la Jolly a chiamare time out sopra di 2, la formazione di Mister De Fina. Non solo il centrale, ma comunque anche Matteo Bonati, servito poco adesso. Tommy ha fatto diversi punti, quindi ha dato fiducia al proprio alzatore, sì, esatto, a Fabio Remo. Leonardi al servizio per la Cupe. Stavolta si ferma sulla rete, ha cercato anche lui una parallela. 19esimo punto per la formazione 5 frondese. Raccoglimento per la Jolly, tutti abbracciati. Tommaso Recchio pronto al servizio, che non sta più effettuando la sua spin, ma un pallone flottante, eccolo. Ed era out. Sì, stavolta sbaglia mira Tommaso Recchio. 17-19. Si fa sotto la Cupe, recupera 17-19. Punticino dopo punticino. E si prepara l'opposto calabrese al servizio. Bella questa traiettoria, riceve bene Lopetrone, chiamato in causa Bonati, che c'è però fallo del muro avversario, e quindi 20esimo punto per la Jolly 5 Frondi. Un pochino lente queste pipe, Gabriele. Raffaele Zangari al servizio per la Jolly, palla che si ferma sul nastro. Siamo in zona Cesarini, non si fanno questi errori. Ora Romano per la Cupe al servizio. Pallone su Zangari, Remo, l'attacco centrale di Antonio Melara, messo a segno, 18-21. C'è un cambio. Esce Antonio Melara, entra Andrea Belcastro al servizio. Con il colpo mancino Belcastro. Bella la traiettoria De Costa. Oh, la grande schiacciata, primo tempo di Scuderi. 19-21. Sì, il muro è andato fuori tempo per
murare l'eventuale prima intenzione dell'alzatore. Ha fatto sì che il centrale della Cupe fosse senza guardia, senza muro. Si è chiuso il cambio della Jolly, quindi è rientrato. Qua sbaglia completamente Scuderi. 19-22. Dicevo, si è chiuso il cambio della Jolly, è rientrato Melara, è uscito Belcastro e poi Melara è ha la lasciato terza il posto che alla cercano Petrone. il lungolinea, cercano il posto 1. Arrabbiatissimo Petrone, guardalo. Arrabbiatissimo con il suo centrale Petrone. Forse si muove la rete. Sì, infatti il fallo di Orecchio. 20-22. Non sappiamo se... Forse l'ha toccato in caduta con la spalla, forse. Non lo so. Tanto comunque la rete si è mossa. Riccardo Scuderi al servizio sul 20-22. Teso su Zangari, Remo cambia lato, Tommaso Orecchio mette a segno 20-23. Con un tocco leggero da... Sono le proteste di mister Petrone per le doppie. Cartellino giallo per la Cupe. Cartellino giallo. Diciamo che l'arbitro un po' sta cambiando metro di giudizio molto spesso. Ci poteva stare la doppia di Remo su questo punto. Ormai non abbiamo pace con gli arbitri da un paio di partite. Si continua a protestare. Matteo Bonatti al servizio. 20-23. Riceve De Costa, l'attacco centrale vincente. Sì, si trova bene Leonardi. Scuderi si trova bene con il nuovo entrato Leonardi. Sì. A -2 di nuovo la Cupe Catania. Tutte le volte che ha la palla fil di rete serve il suo centrale. Musumeci al servizio, che è rimasto in campo. Buono il servizio su Matteo Bonatti. Remo dietro da Tommaso Orecchio, si aiuta con il nastro. Si aiuta con il nastro e ottiene il 24esimo punto Tommaso Orecchio. Set point Tommaso Jolly. senza paura. 3 a disposizione. Arena al servizio. Il nostro centrale angolato sull'opposto e non c'è nessuno laggiù. E già sono 2 punti che Calabrese fa in questo modo, non può attaccare e palla lunga in posto 5. Ero concentrato sulla panchina del e infatti guarda qui. Ah no, si chiude il cambio. Si chiude il cambio, ok, no. Esce Leonardi e rientra Nicosia al servizio. Pensavo volesse cambiare l'altro centrale, Scuderi, perché c'è stato un piccolo battibecco tra coach Petrone e Scuderi. Quindi Nicosia al servizio. Matteo Bonatti riceve Remo dietro da Tommaso Orecchio, il pallonetto copre Calabrese. Scuderi a tutto braccio qui, Romano. Scuderi ancora per Romano. Buono il muro della Jolly 2 volte consecutive. Confusione. Non c'era qui però dietro la pipe, non era pronto. ancora una volta Romano, ma il pallone tocca il nastro e si chiude qui questo terzo set. 2-1 per la Jolly Ciclofrondi. Secondo digiuno della Jolly, con i 2 set ha in questo momento preso il punto. E stavolta si era arrabbiato tantissimo Calabrese. Si commentava che questa nuova regola
questa regola, questa indicazione della federazione di non chiamare le doppie manda un po' in confusione gli arbitri, perché non sanno se chiamarla o non chiamarla, perché se la chiamano ci sono le proteste, se non la chiamano ci sono le proteste. (27-29) il primo set, 25-21 il secondo, 22-25 il terzo. Comunque in un modo o nell'altro sta facendo tutto la Jolly, perché nel secondo set un bel blackout, Jolly che si è ricompattata grazie ai cambi di Mr. Defina e che è scesa in campo con un'altra faccia, con un'altra voglia nel terzo set. Probabilmente formazione riconfermata per il quarto set. Dall'altra parte una Coupe che sta dando il massimo, un po' spento Calabrese in questo set, l'opposto rispetto al primo e il secondo set. Il siciliano molto Calabrese. In difficoltà Riccardo Scuderi. Il siciliano Calabrese. Sì. Tutto pronto quasi per il quarto set qui allo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati. Questo bel polo sportivo con il palazzetto, con sotto la piscina. Chi è che grida? Erano i tifosi di casa che si facevano sentire per cercare di dare una sveglia ai ragazzi di Mister Petrone a caccia di punti salvezza. Ricordiamo le assenze nella Jolly: Dionisio Di Pasquale, l'opposto, squalificato, capitano, non per colpa sua. e Luca degli Esposti, l'alzatore, rottura del tendine per lui. Tantissimi auguri a Luca. Pronta guarigione. Oggi la Jolly ha perso anche, speriamo di no, Emanuele Renzo, un colpo alla caviglia per lui. In caduta da una sua schiacciata. 3 titolari fuori. Jolly in campo con Zangari, con Orecchio e con Melara. Riceve la Coupe e mette a segno il primo punto con Nicosia. E Scuderi Riccardo ad andare al servizio. Pallone jump float per lui sul Lopetrone, pallone basso. Arena schiaccia meglio come può. Bonatti non si fa pregare, schiaccia anche lui forte. Calabrese chiamato in causa. Lopetrone difende per la Jolly e rimanda di là, pallone corto. Fabio Remo, bello il primo tempo di Nicosia. 2-0, break per Coupe Volley Catania. Due squadre molto giovani in campo. Cambio. Entra Petrone, l'alzatore, al posto di il Riccardo ragazzino Scuderi. Cambio che abbiamo visto nel finale del primo set, cambio di alzatore. Avrà 15 anni, 16 anni Petrone. Bonatti ottiene il money out, il primo punto di questo set della Jolly Cinquefrondi. 2-1 quindi il punteggio.
Nicosia che dialoga a gesti con Petrone, chiede la 7, quindi la schiacciata veloce. De Costa, eccolo qua Petrone, ma sta dall'altra parte, difende la Jolly, lo Petrone in bugger. Tommaso, bravo Orecchio Tommy, che tiene il money out, 2 pari. Anche Tommaso durante il in piedi riscaldamento, sul divano in casa Orecchio, anche Tommaso salutiamo. durante il riscaldamento era bello carico, ha dato abbastanza colpi belli forti. Bonatti al servizio. Oh, qua non bene Augugliaro, mura della Jolly, ma è money out di Calabrese, 2-3, 3-2. Riesce Petrone ad alzare in bugger per il suo opposto il ragazzino, penso sia il più giovane in campo, Gabriele, dalla, sì. Abbiamo dai tratti. Abbiamo Petrone contro Lo Petrone. Augugliaro al servizio, quindi confermato lui in questo set. Remo, l'alzata dietro per Tommaso Orecchio, tutto braccio, tocca il muro. Petrone dietro l'alzata forte di Calabrese, recupera la Jolly, rimanda di là Orecchio in bugger. Petrone la 7, ma c'è il fallo del muro della Jolly. 4-2. Break Gupe, stiamo vedendo bel gioco, il ragazzino Gupe, Petrone. Sì. Out questo attacco. Vuoi sapere l'anno di nascita di Petrone? 2008. 2008. Però non sappiamo se ancora ha compiuto 14 anni. (5-2). Augugliaro al servizio, riceve Max Lo Petrone. Remo per la pipe, tiene in gioco Petrone. Calabrese, muro della Jolly con Arena. Petrone, buona l'alzata dietro per Calabrese, la copertura a fondo della Jolly. L'alzata dietro poteva essere accompagnata, ma c'è il monster block su Tommaso Orecchio. 6-2. Gridano per le doppie, ma ce ne sono state 3 da questa parte della Cuba nelle ultime alzate, e comunque una, diciamo un 3-1. Guarda come si vede che ancora Petrone non c'ha l'osso, guarda che sta toccando il braccio, no? Ha preso una botta forte, ancora non è abituato forse. Tanto siamo sul 6-2. Chiama time out Mr. Defina. Intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram, Edicola di Pinuccio. Rientrano in campo le squadre al servizio. Augugliaro, su Max Lo Petrone. Remo, pallone dietro per Tommaso Orecchio, bravo Augugliaro a fondo. Petrone, bella l'alzata all'indietro per Calabrese che sceglie il pallonetto. Remo va da Raffaele Zangari, il muro della Cupe. Remo la alza per Matteo Bonati, pallone che rimane tra le braccia di De Costa. 6-3. Lunga azione. Sì. E comunque ancora bravo Petrone. Arena al servizio. Riceve De Costa in bugger. Petrone, l'attacco centrale out di Nicosia. 6-4. Torna a -2 la formazione di Mister Defina. Con Pasquale Arena al servizio.
riceve e schiaccia Romano. Muro di Monster Tommy. block di Tommaso Orecchio in coppia con Antonio Melara, 6-5. In piedi sul divano in Casorecchio. Ve lo chiedo domenica, sabato prossimo, ve lo chiederò. Anzi, vengo a casa, voglio vedere il divano sporco. Pasquale Arena al servizio su Romano. Petrone ancora l'alzata all'indietro verso Out. il sopposto. Calabrese smanaccia questo pallone. 6 pari, pareggia. Si fa sotto. a Jolly. Pareggia. Questa volta Petrone non ha servito un buon pallone per Calabrese, infatti è stato costretto a smanacciare. Ancora Pasquale Arena al servizio, facile per De Costa. Sì. Il fallo è di Petrone. Pallone accompagnato. Chiama l'arbitro. E passa in vantaggio quindi il 5 Frondi. Ancora servizio sul Romano. Petrone di nuovo da Calabrese. Forte la sua schiacciata, la tiene in gioco la Jolly e la gioca con Tommaso Orecchio. De Costa alza per Calabrese, tocca il muro ancora una volta della Jolly, in bagger Remo, ancora una volta da Tommaso Orecchio. Stavolta... sì, il pallone era alto ed è stato costretto a colpire questo pallone male. 7 pari con Nicosia, il centrale della Gupe che si appresta al servizio. Non abbiamo visto le indicazioni di mister Petrone. Gabriele, tu l'hai vista? Su Matteo Bonati, è da un po' che non serve. Moro della Gupe Volley che passa di nuovo in vantaggio 8-7. Continua a giocare la Jolly dal lato di Tommaso Orecchio. Non sta servendo il proprio centrale. Le indicazioni di mister De Pina di continuare, ma vediamo questa azione. Brutta ricezione qui di Lopetrone, pallone che finisce sul muro dalla parte opposta di dove siamo noi. 9-7 break. Era indeciso qua Max Lopetrone. Dopo aver riagguantato la Gupe è passato in vantaggio la Jolly, ora rimane inchiodata a 7. Buona la spin di Gabriele Nicosia, 10-7. È un misto tra una float e una spin quella di Nicosia. Comunque un grande ace del centrale della Gupe Volley Catania. Sono 4 i punti consecutivi, la serie della Gupe, con questa battuta che dà noia ai nostri ricettori. Stavolta riceve la Jolly Remo dietro da Orecchio. Orecchio c'ha lo spiraglio giusto, come potete vedere dal replay. Sì. Passa tra l'asta e il muro. E il muro non ha saltato benissimo, ha lasciato proprio lo spazio giusto a Tommaso Orecchio. E Tommaso era ben posizionato. Adesso al servizio Orecchio su Romano. Petrone, l'attacco centrale di Scuderi, prova in scivolata a recuperare Orecchio, non ci arriva però. 11-8. Calabrese è pronto al servizio. Riceve Lopetrone, così in bagger Remo per Raffaele Zangari, colpisce in pieno la nostra telecamera. No, non c'era il tocco, arbitro. Ha ragione la Gupe. Non c'è il replay perché stavo guardando che non cadesse la telecamera. Nono punto per la Jolly 5 Frondi. Le proteste giuste della Gupe Volley
Raffaele Zangari ha schiacciato questo pallone, ma è andato oltre. Oltre, era alto. Ah sì, sì, questo sì. sì, no. Sicuramente era alto. Il pallone non si ridà. Questo bisogna vedere. Riceve De Costa, rimanda di là Petrone. Ci arriva Orecchio, Bonatti a tutto braccio, recupera la Coupé. C'è Raffaele Zangari, Remo va dall'altro lato da Bonatti, ma c'è il monster block di Francesco Scuderi, 12-9. È pronto al servizio Romano. Pallone flottante, non bene qui Zangari. Matteo Bonatti, buona la sua schiacciata, bravissimo De Costa. Agugliaro, arriva Tommy Orecchio, il pallonetto in pipe di Zangari. Il pallone poi che esce, 12-10. Confusa. Colpo di testa. Della Jolly, sì, ha battuto la testa. Male. In caduta. Ghiaccio. Li fa male. Ghiaccio. Si accascia adesso. Ghiaccio. Sì. Veloci ragazzi, che è un colpo alla testa. Piedi su. No, piedi su. Aspettiamo. Ha preso il colpo quando è scivolato a terra? Non l'ho visto. Manco io l'avevo notato. Eccolo, è arrivato il ghiaccio. Siamo in attesa ovviamente che si riprenda. Ecco che si rialza. Si è rialzato adesso Flavio Romano. Brutto colpo alla testa per lui. Va in panchina, sempre con le gambe alzate, è fuori inquadratura, quindi cambio, esce Romano, entra il numero 12 Musumeci. Quindi altro lungo stop dopo quello che abbiamo visto nel secondo set per Emanuele Renzo. Aggiornamento sull'età di Petrone, 14 non ancora compiuti, quindi 13 anni, classe 2008. È figlio del mister? Sì. Figlio del mister. (12-10) qui allo Sporting Center di Sant'Agata Libattiati. Chiesto formazione il capitano Francesco Scuderi. Per la Jolly si prepara Antonio Melara al servizio.
Gioco che può riprendere Melara, serve su Agugliaro, chiamato in causa anche per la schiacciata, smorza il muro di Remo. Remo rimanda di là, autocopertura di Agugliaro, Petrone dietro, buono il colpo, si tuffa, grandissimo qui Fabio Remo. Matteo Bonati, il pallonetto a trovare il buco lì nel mezzo della Cupe, che si porta a -1 la formazione di mister De Fina. Che tuffo che ha fatto il dottore Fabiolino, ex Fabiolino ormai. Quindi ancora Antonio Melara al servizio, sempre su De Costa. Petrone dietro per Calabresa, tutto braccio, l'opposto della Cupe che abbraccia il suo alzatore, si riporta a +2, quindi la formazione di mister Petrone. Scuderi Francesco al servizio, riceve Matteo Bonati. Remo, il pallonetto di Matteo Bonati, ancora lui per la Jolly 5 Frondi. 13-12. Vede il buco, non va a tutto braccio. Si è fatto bene qua il ligure Matteo Bonati a scavalcare il muro avversario. Servizio di Remo, riceve Agugliaro, chiamato in causa anche per la schiacciata, il muro che era out, però la prende qui Musumeci, e poi il mani out ottenuto hai visto che alzata. 14-12. Petrone al servizio sulle indicazioni di mister Petrone, riceve Bonati, si propone anche per l'attacco lungo linea, tocco vincente di spalla del libero De Costa. 14-13, siamo sopra, gridano qui a fianco a noi i sostenitori della Cupe. Bisogna sospendere un attimo il gioco perché ancora non si è ripreso totalmente Flavio Romano in panchina della Cupe. Dopo il colpo subito alla testa in precedenza. Quindi siamo ancora in attesa. C'è il medico della Cupe vicino a lui, penso stiano chiamando i soccorsi, quindi restiamo in attesa ovviamente. Eh sì, stanno chiamando l'ambulanza. Sì, continua ad avere giramenti di testa. Il ragazzo comunque è cosciente. Sì. Non lo vedete inquadrato nella nostra sinistra. Può riprendere il gioco? Come riprende il gioco? Sì, fanno riprendere il gioco. Riceve De Costa, recupera Max Lovetrone per la Jolly Remo, dietro per Tommaso Orecchio che mette a segno il punto della
parità 14 pari. C'è qualcuno a casa che sta prendendo i punti? Vorrei sapere i punti di Tommaso Recchio fino ad ora. Alla battuta alla Jolly con Matteo Bonati, chiamato in causa Calabrese. Bonati, copertura a fondo campo in bagger, remo per Raffaele Zangari, la copertura di De Costa e rimette a terra Pasquale Arena. Jolly in vantaggio 14-15. Sì, schiacciata di Raffaele Zangari, non tiene la difesa della Cupe, come un falco il nostro centrale butta giù. A fil di rete questa battuta, infatti ace sporco di Matteo Bonati. Break Jolly. Time out chiesto da mister Petrone. È il secondo già chiamato? No, questo è il primo. Questo set no, ok, quindi era chiamato dalla Jolly. È stato chiamato. Yes. Sul 6-2. Mentre Romano è ancora lì. mi scrivono da casa i punti di Tommaso Recchio fino a qui. Chi è il top scorer della Jolly fino ad ora? Riceve De Costa, Petrone dietro per Agugliaro. Tommaso Recchio ancora chiamato in causa, tiene in gioco Petrone. Calabrese, il pallonetto, c'è la copertura di Zangari, Remo cerca e trova la pipe di Bonati, ancora De Costa, Petrone, l'alzata per Calabrese, forte ma out, manca di precisione qui l'opposto del Gupe. Sì, ha fatto di tutto Petrone, andato in difesa, alzato. Bonati, il top scorer della Jolly fino a qui. Ed è Bonati al servizio della Jolly. Facciamo fermare di nuovo il gioco. Al dialogo mister Petrone con l'arbitro. Riceve De Costa, Petrone al centro, murato Nicosia, il muro di Pasquale Arena. 14-18. Cambio. Sì. Esce Petrone e rientra l'alzatore titolare Riccardo Scuderi. Riceve De Costa, Scuderi per Calabrese, colpo leggero. Raffaele Zangari si coordina bene, tenta il recupero la Jolly, non ce la fa. 15° punto della Coupe Volley. Pronto al servizio Agugliaro. Riceve Zangari, proposto anche per l'attacco. Calabrese, c'è il muro della Jolly, il recupero di Petrone, Petrone, ma il pallone che rimane basso è ingiocabile. 16-18. Una novità, Agugliaro sbaglia il servizio. 16-19.
riceve De Costa, chiamato in causa per l'attacco calabrese. Tocca a Matteo Bonati, 17-19. Riceve Zangari, Orecchio, viene murato, monster block della Cupe, 18-19. È pronto Gabriele Nicosia al servizio. Buono il servizio di Nicosia. Remo cerca e trova Tommaso Orecchio, il bugger di Calabrese. Forte la schiacciata del numero 12 Musumeci. La pipe vincente di Matteo Bonati, 18-20. Tommaso Orecchio al servizio, riceve Ogugliaro, Calabrese, murato, il muro di Raffaele Zangari, preso in braccio da Matteo Bonati, 18-21. Eccolo il punto di Raffaele Zangari. Ancora Tommaso Orecchio al servizio, chiamato, time out da mister Petrone. Colloquio il secondo arbitro con il primo. Quindi il time out termina adesso. Ecco. 18-21, raccoglie il pallone Tommaso Orecchio, lo consegna a Bonati per riconsegnarlo a Orecchio, pronto per il servizio. Riceve De Costa, attacco centrale, out di Scuderi. 18-22. Ora attenzione, perché Maggioli non deve commettere errori, non deve farsi rimontare per portare a casa questa vittoria importante. Tommaso Orecchio al servizio. Out questa volta, forza un po' troppo, 19esimo punto della Cupe. È pronto a servire Calabrese. Servizio su Raffaele Zangari, Bonati, l'attacco centrale forte di Melara, si aiuta. C'era forse anche un il muro sbuccia la Jolly, però probabilmente c'era un'invasione a muro, Gabriele. Non lo so. No, il colpo era forte di Melara, ma comunque ha toccato la rete con il pallone. Comunque il pallone che ha toccato la trave è 20esimo punto della Cupe. Calabrese ancora al servizio, teso su Zangari, messa in difficoltà qui la Jolly, rimanda di là Melara. L'attacco centrale di Scuderi. Sì, ormai è quella la 21-22. È quello che dicevo prima. La Jolly non deve farsi rimontare, soprattutto adesso. Dal 18-22 siamo al 21-22. 3 punti consecutivi. Calabrese al servizio, chiama time out mister De Pino. Sì. Ci sta, anche per spezzare il ritmo della formazione di casa. Al servizio con Calabrese sta servendo molto bene.
anche lui lungolinea in battuta, ha messo in difficoltà Zangari. Calabrese pronto al servizio dopo questo time out chiesto dalla Jolly. Questo quarto set gioca la Jolly con la pipe out di Bonati. 22 pari, si carica la Cupe. Continua a non servire il centrale. Calabrese ancora, passa Zangari, Remo, l'attacco centrale di Melara, eccolo, l'hai chiamato Renato ed è stato servito. 22-23. Era lì, era su tutti i palloni. Erano i vicini attaccati, alzatore centrale, certo c'era il muro piazzato e infatti l'ha colpito. Comunque è servito, infatti Calabrese non è riuscito ad arrivare su quel pallone. Zangari al servizio, 22-23. Su Augugliaro, pallone che torna nel campo della Jolly. Remo va dall'altro lato da Matteo Bonati, tocca il muro della Cupe, non ravvisato i 4 tocchi, quindi la schiacciata, no, la tocca Lopetrone. Era out questo colpo, ci ha messo la mano Lopetrone. 23 pari. Comunque sì, non lo so, io credo di sì, ci potevano stare 4 tocchi, o ha toccato il muro il pallone, che ci sono state delle proteste della Cupe. Io sinceramente ho visto i 4 tocchi. Non mi sono sembrati. Quali proteste? Cosa? Non ho visto manco le proteste. Sì, no, hanno protestato. È che il gioco stava continuando e quindi non potevano protestare più di tanto. E sono già ammoniti, ricordatelo. Chiamato formazione Remo. Adesso il pallone è delicato. Musumeci al servizio qui davanti a noi. Buono il suo servizio su Lopetrone. Remo, l'attacco centrale di Melara. Murato salta il muro, Lopetrone difende, Remo è buona la diagonale di Matteo Bonati. 23-24, 7 match point per la Jolly 5 Frondi. Momento delicato, pallone pesante tra le mani di Belcastro, sì, che entra al posto di Antonio Melara al servizio. Belcastro non bene qui, Augugliaro, Calabrese a tutto braccio, tiene in gioco Raffaele Zangari, il bugger di Remo per Matteo Bonati. Bravo De Costa. Ancora Calabrese a tutto braccio, smorza l'attacco, il muro della Jolly, ancora Jolly con Bonati, però si ferma sulla rete il suo colpo e quindi annullato questo match point. 24 pari, si arriverà a 26. Si chiude il cambio, rientra Antonio Melara, esce Belcastro e poi Melara che lascia posto a Lopetrone, il libero. Sono entrati i medici in campo, quindi aspettiamo. Fermiamo il gioco con il numero 13 Flavio Romano, che era ancora lì a terra vicino alla panchina Cupe.
dopo quel colpo subito alla testa. Probabilmente ora entreranno con la barella. Vediamo, aspettiamo. 24 pari in questo quarto set, momento abbastanza delicato. Facciamo un po' un riepilogo. 27-29 il primo set, 25-21 il secondo, 22-25 il terzo e poi il quarto. Siamo sul 24 pari. Vanno a recuperare ovviamente tutto il possibile per Romano, Giubbotti e Felpe. Palazzetto molto freddo. Sì. Non c'è, sai, l'impianto di riscaldamento non c'è. Sì, non vedo termoconvettori, non c'è nulla. L'unica pecca di questa bella struttura, e infatti sono entrati adesso con vedi che c'è la barella, sì, la termocoperta, sì, la coperta termica, come si chiama? Non è una termocoperta. si intravede sulla sinistra con questo colore. Infatti hanno recuperato tutto il suo e sono andato a dirlo ai ragazzi che erano qui: prendetegli un giubbotto, si muore dal freddo. Sono andati negli spogliatoi a prendere proprio le infatti vedi, in effetti c'ha ragione. sì, qualche dirigente, no, che richiama i giocatori, perché giustamente i ragazzi della Jolly si stanno tenendo caldi, mentre i ragazzi della Coupe erano fermi attorno a Romano, altrimenti si raffreddano, no? Giusto così, tenersi caldi, tenersi attivi. Mentre è stato caricato sulla barella Flavio Romano. Gli applausi di tutti quanti. Comunque è cosciente, prima l'abbiamo visto che stava facendo cenno con la testa di sì. Auguriamo il meglio a Flavio Romano, in bocca al lupo. 24 pari Scuderi al servizio, gioco che può riprendere. No, Scuderi, sì, numero 11, Francesco sì. Con il suo solito rituale prima del servizio riceve Raffaele Zangari Remo, va da Matteo Bonatti, è forte il suo colpo, prende in pieno la spalla di Calabrese e poi pallone che tocca la trave del palazzetto. 24-25. Si impenna sulla spalla. Fabio Remo al servizio per la Jolly. Ancora no, siamo pronti. Fischio.
riceve il 12, sì. Lasciato da solo a muro Matteo Bonati. Sì, Calabrese che colpisce, continua a colpire. Scuderi serve il proprio opposto. 25 pari. Riccardo Scuderi, eccolo, pronto al servizio. Buono, su Matteo Bonati. buono. Murato, Lopetrone a coprire. Tommaso Recchio, sì. Ha schiacciato questo pallone Tommaso Recchio. Era un po' arretrato. Set point questa volta per la Gupe. Scuderi al servizio. È in zona di conflitto questo pallone. Tommaso Recchio chiamato in causa. Il pallonetto. Lopetrone in bagger per Bonati. Il monster block del numero 16 Calabrese. Si chiude anche questo quarto set 27-25. Due a 2. Sicuramente i ragazzi di Mister Petrone stanno dando il massimo. Adesso è tutta una sfida psicologica, sì, in questo quinto set. Con episodi a favore, episodi a sfavore. Bisogna tenere la testa ben concentrata sull'obiettivo. Sono le 20:30, quasi 20:24. Era da tanto che non vedevamo una partita finire 3-2. Gli scontri di salvezza passano anche attraverso queste partite. Gupe a caccia di punti. La Jolly che è lì in classifica, quindi è importante ottenere il massimo, e quindi questi 2 punti per la formazione di Mister De Pino. È stato rifatto il sorteggio. Gioco che può riprendere. Jolly in campo con Orecchio, Zangari, Melara, Arena, Lopetrone, Remo e Bonati. In campo per la Gupe Musumeci, Scuderi, Calabrese, De Costa, Agugliaro e Nicosia, sì. E poi al giocatore numero Scuderi, 16 Riccardo Scuderi, numero 15. Riceve non bene qui Agugliaro, ci arriva Scuderi, Calabrese sulla rete. Ci grazia, perché era senza muro, era riuscito ad alzare Riccardo Scuderi. Questa palla ricevuta male. Attacco centrale, il muro della Jolly 5 Pronti con Pasquale Arena. Break per la formazione calabrese.
Ancora Fabio Remo al servizio. Riceve Agugliaro, schiaccia pure la copertura a fondo di Raffaele Zangari, il solito. Buono il colpo di Matteo Bonati, 0-3. Cambio. Sì, cambio di centrali. Nicosia. Ed entra Leonardi, un cambio che abbiamo già visto. Sì. Numero 6. Un cambio che abbiamo già visto e ha fatto anche male alla Jolly. Servizio sempre di Fabio Remo, pallone flottante Musumeci. su Musumeci, sì, che non riesce a ricevere bene questo pallone. 0-4. In difficoltà sulla questa battuta flottante di Fabio Remo. Musumeci è già la seconda volta che riceve male, infatti viene messo dietro da Calabrese e questa volta invece pallone regalato a Pasquale Arena. Ha preso un colpo però De Costa. 0-5. È una partita maledetta. Prima Renzo, poi Romano, adesso De Costa che ha preso la palla una sull'occhio. Sì, ha preso una botta forte sull'occhio. Comunque adesso sta piovendo forte, fuori. Gabriele, fuori. Abbiamo il pullman lontano. Chiama time out il mister Petrone. De Costa comunque si è ripreso, sembra essersi ripreso. Ora beve un po' d'acqua. Sì, era più che il dolore psicologico più che dolore fisico della... Era il responsabile della ricezione errata su cui Pasquale Arena. Sì. 0-5. Si ricomincia. Fabio Remo sempre al servizio. Lungolinea su Agugliaro che schiaccia anche la copertura di Remo. Il bugger di Arena sbuffa un po'. Pallone che tocca il riflettore della palestra. 0-6. Sì, già il tetto è basso, in più ci sono dei riflettori molto grossi. Sì. Che vedete nella parte alta della ripresa del vostro schermo. Altro cambio per la Cupe, esce il numero 2 Agugliaro e questo non ce l'avevo. 17 questo mi mancava. Com'è? Giunta. Un opposto che adesso sarà adattato a schiacciatore. Buono il primo tempo di Leonardi, primo punto per la Cupe in questo quinto set. Ne sono rimasti i giocatori fuori? Sì, il numero 8 Guglielmino, il numero 12 18 Magrini. Sono i giocatori che 12 più 2 liberi, quindi 14 in totale. Scuderi al servizio, riceve Matteo Bonati. Remo trova Pasquale Arena, poi in controtempo alza De Costa in bugger. Calabrese, era out questo pallone, lo prende Raffaele Zangari. Bella questa schiacciata di Matteo Bonati sul muro avversario. Era un po' strana l'alzata di Remo, infatti volevano probabilmente un pallone accompagnato i giocatori, ma soprattutto l'allenatore, sì, infatti Petrone, che cerca spiegazioni. 1-7 ignorato dagli arbitri mister Petrone. Matteo Bonati al servizio, riceve Calabrese e questa era una doppia, molto probabilmente non viene ravvisata. Pipe di Matteo Bonati e qui la stanchezza di De Costa che non riesce a tuffarsi, non prende questo pallone. 1-8. Vedremo un libero, un cambio col libero? Ci potrebbe stare. Ci mancava lui, il libero è rimasto fuori. Sì, c'è Magri in panchina della Cupe. Servizio di Matteo Bonati su Calabrese, alzata dietro per il nuovo entrato di Giunta. Tenta il recupero Tommaso Recchio, ma non ce la fa. Tommaso 2-8 per un pelo. Sì, perché c'era arrivato su questo pallone, sì, bastava reindirizzare il pallone verso il suo campo. Vabbè, però
Di Giunta al servizio. Pallone su Lopetrone, non riceve benissimo, costretto al bugger qui Remo, e al pallonetto, al pallone spinto Zangari, il muro di Arena, la copertura di Orecchio, la pipe vincente di Matteo Bonati, che si conferma top scorer del Jolly, 2-9. Mamma mia, molto sottotono la Cupe. De Costa è stanchissimo, Renato, lo vedete davanti a noi, numero 1 con la maglia rossa. Zona di conflitto qui, ace della Jolly, zona di conflitto tra Musumeci e De Costa. Time out, secondo time out. Strano questo crollo psicologico della Cupe, perché comunque ha vinto in quella maniera il quarto set, poteva decisamente caricarsi meglio. C'è dall'altra parte però una Jolly che sta giocando decisamente, rispetto al primo e secondo set prima... è tutta un'altra Jolly. Dagli un po' più di rodaggio a questa squadra e forse riescono anche a trovarsi meglio. Diciamo che ci sono delle sorprese future. Sì. In seno Jolly rientrerà Dionisio, non so quanti giorni, sembra 2, quindi la settimana prossima forse rientrerà. Dionisio, mandaci un messaggio. Attendiamo il messaggio. Pasquale Arena al servizio. Mamma, tra le mani di Petrone. Mamma mia. Terzo punto per la squadra di casa. Si fanno risentire i tamburi. Leonardi al servizio mentre i tamburi si risentono. Non salta nemmeno qui Leonardi. Remo, bella lanciata all'indietro per Tommaso. Orecchio per l'11° punto. Davvero dobbiamo andare a vedere le impronte le orme sul divano, perché le impronte sono delle dita. A caso Orecchio a vedere le orme sul divano. Riceve qui il numero 12 Musumeci, bravo, la sua schiacciata, mani out, 4-11. Conferma Dionisio, conferma. Conferma? Sì. 2? Sì, quindi settimana prossima in campo. Io non ci sarò. Calabrese al servizio, riceve Lopetrone, Remo, l'attacco centrale di Melara, tocca il muro avversario, buona la combinazione Scuderi 5-11. Ancora Calabrese al servizio. Porto, riceve Max Lopetrone, la pipe di Bonati, stavolta il pallone non tocca la trave, Calabrese a tutto braccio, out, però senza muro decide di forzare più che può l'attacco, ma sbaglia la mira, 5-12. Raffaele Zangari al servizio per la Jolly, 5-12 su De Costa. Opla! Salta Matteo Bonati, non si fa pregare. 5-13. Su un altro errore in ricezione della Cupe. Tanti in questo set. Raffaele Zangari al servizio, la schiacciata è forte, il recupero di Tommaso Orecchio, Lopetrone in bugger rovesciato, Bonati, c'è il fallo però nel muro, il fallo di Scuderi, che infatti non ha fatto nulla, ma è stato suo fratello Francesco a commettere fallo. 14esimo 9 punto set della point per la Jolly, con Raffaele Zangari al servizio.
pallone flottante a fil di rete, riceve Costa, sempre sul Calabrese che tira out. E finisce qui la partita a Sant'Agata Libattiati, vince la Jolly 5 fronti di Mister Defina 2-3 in una situazione abbastanza difficile, riesce ad ottenere il massimo dopo 3-0 consecutivi subiti, torna alla vittoria la formazione 5 frontese. Non ci resta che mandare l'appuntamento alla prossima giornata. Vediamo con il Volley Catania 5 fronti. Vediamo sabato prossimo. la prossima giornata, mandala. Abbiamo già viste prima. No, la prossima no, abbiamo visto le altre. Costa Dolci Papiro che sfiderà la Raffaele Lamezia, Leto Ianni affronterà Palermo, la Tonno Callipo contro la Cuppe Volley, poi abbiamo la Universal Catania contro Partinico, Aquila Bronte Catania contro Volley Siracusa, e vi aspettiamo tutti al Palabonini per Jolly 5 fronti contro Volley Catania. Arrivederci alla settimana prossima. Alla prossima.